Umberto Casellato, head coach della Rugby Rovigo, alla sua seconda uscita stagionale questa sera contro le Fiamme Oro. Come si è espressa la squadra secondo te, al di là di una vittoria che peraltro non era scontata e che al termine di una partita che poi nel finale vi stava sfuggendo di mano? Allora, gli obiettivi erano quelli stessi che avevamo con la Polonia. Abbiamo giocato gli ultimi 20 minuti con un 2000, un 2001 e 6-7, 2-3-99 e 5-98. L'obiettivo era di vedere tutti quanti all'opera. Abbiamo giocato con un pilone destro che è andato a sinistra e si è fatto il segno della croce e ha detto beh vado. Penso che l'obiettivo è stato raggiunto al di là della vittoria. Abbiamo per molti versi gli obiettivi che ci eravamo prefissi prima della partita sono stati raggiunti. Siamo contenti, è arrivata la vittoria perché aiuta sempre, però c'è sempre qualcosa da registrare. Aspettiamo 4-5 ore, dopo la mattina presto analizzeremo la partita. Senti, probabilmente anche quest'anno Calvisano e Petrarca partono favoriti, Rovigo dovrebbe essere l'outsider, però a Rovigo bisogna vincere, la piazza lo richiede, la società lo richiede, a Rovigo bisogna vincere, c'è questo imperativo. Sì, va bene, è logico che quando vieni a Rovigo c'è una pressione perché c'è una storia, ci sono tanti tifosi e noi abbiamo sempre delle responsabilità, lo sappiamo. Io penso che più che vincere a Rovigo devi sempre dare il 110%, perché se i tifosi capiscono che diamo il 100%, anche se perdiamo penso non importa. C'è scritto una frase in spogliatoio di un ex giocatore della Rugby Rovigo, possono dirmi che sbaglio cose tecniche, ma non potranno mai dirmi che non lotto per la maglia della Rugby Rovigo. Questo penso che tutti quanti oggi l'ho fatto notare, penso che questo sia il nostro primo obiettivo più che vincere.